Attimi di panico questa mattina tra gli studenti del Barbarigo di via Muratori a Mestre, dove si trova anche il liceo Stefanini, evacuati perché alcuni alunni al rientro in classe dalla ricreazione verso le 10 hanno iniziato ad avvertire bruciori alla gola e agli occhi e ad accusare malesseri. A quel punto la decisione di far uscire 250 ragazzi dei due istituti, allertando i vigili del fuoco e i soccorsi del SUEM. Inizialmente si era temuta una fuga di gas, poi smentita dalle opportune verifiche, mentre le condizioni di salute degli studenti miglioravano senza rendere necessario il trasferimento al pronto soccorso per temuta intossicazione, come si era pensato all'inizio. In base alle prime ispezioni è probabile che i malesseri siano stati causati dalle esalazioni di vernice provenienti da un campo da basket nelle vicinanze, che era in fase di riverniciatura. Anche su questo sono comunque in corso approfondimenti, visto che secondo le schede tecniche del prodotto utilizzato non ci sarebbero problemi per le vie respiratorie. Dopo l'evacuazione l'allarme è rientrato.